conviene nelle occasioni di questo genere alle autorità. Buonasera innanzitutto al consigliere provinciale Rocco Ruo, che qui rappresenta l'assessore provinciale alla cultura Maria Elvira Consiglio. Un saluto particolare ovviamente al padrone di casa che ci ospita in questa bellissima piazza di Ischitella ed è il sindaco di Ischitella, Piero Colecchia. E buonasera all'assessore comunale alla cultura Anna Maria Agricola, che tanto ha fatto per questa manifestazione. Quindi benvenuti a Gargano Letteraria, benvenuti al premio Ischitella. Siamo qui per un evento direi speciale, perché non capita tutti i giorni di vedere tanta gente in una bellissima piazza per un premio di poesia dialettale, che ormai è una tradizione qui a Ischitella. Io vi devo prima di tutto presentare i membri della giuria di questo premio Ischitella 2009. Alcuni di loro non sono presenti per motivi di lavoro, ma io li cito tutti: Dante Della Terza, Rino Caputo, Giuseppe Gaetano Castorina, Franco Trequadrini, Francesco Bellino, Cosma Siani, Franca Pinto Minerva, Achille Serrao e Vincenzo Luciani. Questa è la giuria alla quale dedichiamo questo applauso. Ovviamente è un premio di poesia, ascolteremo delle poesie e per ascoltare le poesie avremo gli autori delle stesse, ma anche due pregevolissimi lettori che vi presento e chiedo di raggiungermi sul palco: Mario De Cristofaro ed Elena Ruzza. Buonasera. Grazie anche a voi per quello che farete, grazie. Non so quale sia la vostra postazione, immagino che avrete anche dei microfoni. Allora, incominciamo con le poesie. Abbiamo per primo un finalista di questo premio Ischitella 2009, è Nico Bertoncello, poeta in dialetto veneto, finalista del premio Ischitella 2009, che preghiamo di raggiungerci sul palco perché ascolteremo una sua poesia. Eccolo qui. Buonasera. Lei è un poeta dialettale veneto. Allora, prima di veneto come lei, che ha fatto del dialetto una ragione di vita. 2009. Ascolteremo prima di tutto la versione in lingua italiana. Esatto. Ad opera di Elena. Sì. E poi la versione in dialetto veneto da parte di Nico Bertoncello. Prego. Casa abbandonata. E arrivavano ancora a scaldarsi le lucertole in mezzo all'aria alta che nasconde loro l'orizzonte e non vedono più in là del verde. Ma è questo il momento giusto, che il sole si distende piano piano sul silenzio dell'aia che aspetta lo scricchiolare di un altro passo per dire che è ritornata l'estate. I muri attorno odorano di naftalina perché la gente è partita con l'ultimo San Martino e non ci sono più nemmeno le coperte per scaldarsi un po' l'anima, e i vetri si ricordano dei bambini, mani e giochi con gli occhi incantati che spiano il tempo che rumoreggia aspettando che finisca il temporale. Ma nessuno si vede più ora che la casa è abbandonata da tempo e l'acqua ha fatto i rigagnoli. Ultima una voce che non c'è più qui vicino, dove si arrampicavano i sogni di un vivere tanto povero da non avere nemmeno la voglia di andare fuori delle porte. Le uniche cose che ritornano qui. Altro passo per dire che si torna a vivere l'istà. I muri paratorno sa de naftaina, perché la gente si partia con l'ultimo San Martin e non che si pignanca le querte per scaldarsi un fia l'anima, e i veri si ricorda dei putei, man e sughi, coci incantà che spia il tempo che tambara, aspettando
che finisse il temporale, ma nessuno si vede più adesso, che a casa si è sbandonata a tempo e l'acqua ha fatto istrodoeti, ultime peche de navosse che non si più qua vicino, dove che si rampegava i sogni di un vivere tanto poareto da non avere neanche la voglia di andare fuori dalle porte. E l'unica roba che torna qua è quella di un diaito fruà che muore, soffegà sui ricordi. Achille Serrao, Vincenzo Luciani si possono accomodare